Eccoci qua. Allora, nuovo oroscopo della nuova settimana che va dal 1° marzo al 7 marzo 2021. E iniziamo un altro mese, quindi con gli astri che cambiano in base alle esigenze mentale, psicologico delle persone. Così la vedo io. Quindi io ho preparato questo oroscopo di questa settimana con molta attenzione e con molta professionalità. Si apre un nuovo mese dell'anno, quello di marzo, quindi la nuova settimana che va dal 1 al 7 di questo mese. Vedrà protagoniste, come sempre, tantissime emozioni diverse e contraddistinte. C'è chi dovrà affrontare dei giorni un po' complicati, con sentimenti e con le questioni lavorative. C'è chi invece potrà godersi senza troppi problemi rapporti nuovi o stabili. Con le persone speciali accanto tutto sembra diventare positivo. E potrebbero arrivare belle soddisfazioni di tipo professionale, anche in questo l'oroscopo di questa settimana, che adesso andremo ad elencare, chiaramente porta delle conseguenze positive. Chiaramente molto dipenderà dall'oroscopo dei vari segni zodiacali, per questo cercheremo di analizzarli tutti uno per uno. Questa prima settimana di marzo per i segni di fuoco potrebbe essere ricca di novità e magari qualche emozione speciale e inaspettata. Le stelle per i segni d'acqua ci dicono che questo sarà un momento in cui l'umore non sempre sarà alto e potrà influenzare varie situazioni amorose e pure lavorative. Per quanto riguarda invece i segni di terra, questa sarà una settimana di alti e bassi, in cui le relazioni potrebbero un po' subire i vari malumori e tormenti addirittura. L'oroscopo dei segni d'aria invece dice infine che questi giorni potrebbero essere particolarmente importanti e favorevoli per i sentimenti d'amore, ma anche per i compiti e i progetti lavorativi. Insomma, le cose non andranno ugualmente per tutti i segni zodiacali, questo è chiaro. C'è chi dovrà affrontare un periodo un po' più complicato e faticoso rispetto ad alcun altro. Al contrario, ci saranno altri segni che potranno godere di una settimana particolarmente ottimista per le relazioni, i nuovi incontri e le gratificazioni in campo professionale, sul posto di lavoro. A questo punto cerchiamo di capire di più riguardo a quello che dicono le stelle, analizzando l'oroscopo di questa settimana, segno per segno. Iniziamo dal segno dell'Ariete. Ariete in amore, il nuovo mese dell'anno partirà abbastanza bene perché in questa settimana si potrà dare grande spazio alle emozioni. Se avete un partner proprio in questi giorni, potrete chiarire alcune questioni del rapporto che non andavano come si deve. Potrete quindi recuperare un ottimo equilibrio di coppia. Per chi invece è single non sono escluse novità, magari un interessamento
con un nuovo incontro. Quindi su per giù ci può essere un momento favorevole anche per voi single. Sul lavoro invece per voi del segno dell'Ariete, durante le giornate centrali della settimana potrebbero nascere dei problemi con un collega sul posto di lavoro. Occhi aperti a chi darete ascolto, perché non sempre tutti si possono rivelare anche degli ottimi amici o consiglieri. Quindi tenete gli occhi ben aperti. Per il segno del Toro, invece, in amore, probabilmente lo stato d'animo di questi giorni non sarà dei migliori. Per le relazioni non sempre le cose andranno come si vorrebbe. Chi è impegnato in una storia dovrà fare molta attenzione al weekend, dove potrebbero nascere grandi problemi e disagi col partner. I single invece vorrebbero appoggiarsi a qualcuno per vivere nuove emozioni e chissà che non accada, e questo vi farà sicuramente molto ma molto piacere. Sul campo lavorativo invece belle le stelle per il lavoro, dove potrebbero esserci delle buone nuove per tutti voi che state cercando un lavoro. Cielo particolarmente fortunato per chi sta cercando un impiego da troppo tempo senza grandi risultati. Sarà il vostro momento favorevole, quindi datevi da fare. Ed ecco il segno dei Gemelli. Amore, marzo partirà davvero nel migliore dei modi per le faccende di cuore. Le giornate saranno perfette per godere delle emozioni di coppia con il proprio partner. I single potranno fare dei nuovi incontri e aprirsi ad un nuovo sentimento. Il fine settimana però potrebbe cambiare le carte in regola e portare squilibri e disagi pesanti nei rapporti affettivi. Fate attenzione. Sul lavoro per voi dei Gemelli dovrete approfittare della prima parte di questa settimana per darvi da fare sul lavoro. Durante il weekend le cose non andranno per tutti bene come si vorrebbe. Attenzione quindi a come deciderete di muovervi a livello professionale. Il segno del Cancro. Amore. L'umore non sarà al massimo in questa prima fase della settimana, nel nuovo mese, e potrebbe risentirne anche per quanto riguarda i rapporti. Per quanto riguarda certe relazioni, magari pure appena iniziate, dovrete quindi riflettere su determinate situazioni per poter poi trarne delle conclusioni. In questi giorni probabilmente non vi sentirete troppo leggeri e non sarete al top nemmeno con voi stessi. Sul lavoro invece molto bene la settimana per impegni e i progetti professionali. Il weekend potrebbe essere un po' più movimentato, dovrete spiegarvi molto bene sul posto di lavoro per evitare problemi e guai. Leone. In amore la settimana veramente favorevole per l'amore, per chi ha già una persona importante al proprio fianco. Questi saranno giorni tranquilli e sereni per i sentimenti. Grandi novità in arrivo per chi invece ha il cuore libero ed è interessato a vivere una nuova relazione. Questo sarà il momento giusto per dei nuovi incontri, sempre voi, se lo vogliate veramente. Sul lavoro invece dovrete credere un po' di più in voi stessi e nelle vostre possibilità e capacità. Occhio a chi deve misurarsi con dei collaboratori, perché non tutte le vostre idee saranno condivise e questo potrebbe comportare dei problemi seri. Il segno della Vergine.
Amore, questa settimana di marzo aprirà il nuovo mese dell'anno con uno stato d'animo non sempre ben definito. Dovrete fare un po' di attenzione ad atteggiamenti e comportamenti. Il vostro partner potrebbe non apprezzare alcune mosse che deciderete di fare. Magari una particolare azione che potrebbe controllare in maniera diversa. Non sarà un momento di grandi vantaggi per chi ha il cuore libero da impegni amorosi. Meglio attendere un periodo migliore per i nuovi sentimenti. Sul lavoro invece potreste essere un po' a corto di soddisfazioni e gratificazioni. Dovreste impegnarvi a dovere e non smettere di credere in quelli che sono i vostri obiettivi professionali anche in vista del futuro. Il segno della bilancia. In amore, in questa giornata probabilmente dovrete prendervi un po' di tempo per voi e per i vostri rapporti. Se lo stato d'animo non sarà troppo alto, chi ha un partner al proprio fianco potrà contare sul suo sostegno. Questo sarà un grande aiuto pure per ritrovare un ottimismo di energie nuove. Non sono comunque escluse delle nuove conoscenze per chi è single. Sul lavoro, attenzione a non correre troppo con progetti e mosse di lavoro, la fretta non vi aiuterà e potrebbe persino portare dei disagi. Sarà quindi importante riflettere molto bene sulle cose da fare e le mosse da attuare. Il segno dello Scorpione. Amore. Queste giornate potrebbero comportare piccoli problemi per le coppie. Potreste ritrovarvi a dover risolvere dei problemi all'interno della relazione d'amore con il vostro partner. I single faranno nuovi incontri, ma difficilmente saranno gli incontri della vita, anzi, sarà meglio tenere gli occhi ben aperti dalle persone che deciderete di avere al vostro fianco. Sul lavoro, buone nuove sul posto di lavoro, finalmente i vostri impegni riceveranno le giuste gratificazioni, il giusto compenso. Qualcuno potrebbe arrivare ad ricevere una notizia che apparteneva già da tempo alla vostra persona. Il segno del Sagittario. Amore, probabilmente in questa settimana non vi darete troppo da fare con i sentimenti. Avrete altri pensieri per la testa e sarete concentrati su fronti diversi. Difficile quindi prevedere dei cambiamenti o dei passi in avanti in storie stabili o in nuove conoscenze anche importanti. Sul lavoro invece dubbi, pensieri e preoccupazioni non vi renderanno troppo sereni sul posto di lavoro. Attenzione a non perdere del tempo, l'ottimismo e la voglia di fare per raggiungere i vostri sogni nel cassetto. Il segno del Capricorno. Amore. Marzo sarebbe potuto iniziare decisamente meglio di così. Se siete impegnati in una relazione sentimentale non sarà affatto un bel periodo e potrebbero nascere incomprensioni e litigi con la propria dolce metà. Dovreste quindi avere l'umore basso e rivelarsi pure nostalgici. Chi ha il cuore libero non farà gli incontri della vita, almeno la maggior parte. Sul lavoro invece tutto un po' fermo con i progetti per queste giornate del nuovo mese. Dovrete fare attenzione a non abbattervi troppo, difficilmente ci saranno grandi novità in questa settimana. E andiamo col segno dell'Acquario.
Amore, settimana abbastanza altalenante per i sentimenti e le emozioni di coppia. Ci saranno quindi momenti perfetti e piacevoli al fianco del proprio partner, alternati a momenti di quasi crisi nera. La stessa cosa varrà per chi non ha impegni di tipo amoroso, ma si approccia a delle nuove conoscenze. Sul lavoro invece le stelle potrebbero essere particolarmente favorevoli in questi giorni di inizio di marzo. Potrete approfittare per dare il massimo e magari ricevere qualche bel risultato sul posto di lavoro, finalmente, aggiungo io. E infine il segno dei pesci. Amore, per le relazioni amorose non sarà una settimana troppo incoraggiante, dovrete fare particolarmente attenzione alle emozioni e pure ai rapporti. Per i single in cerca di amore non saranno giorni molto fortunati e bisognerà attendere sicuramente un momento migliore arriverà per voi. Non è per questo bisognerà smettere di credere in un sentimento, anche futuro. Potrete attendere tempi migliori per dare il meglio del vostro cuore con qualcun altro magari. Sul lavoro in questa prima settimana del mese di marzo potrebbero arrivare delle belle soddisfazioni, probabilmente anche un po' inaspettate. Non ci saranno grandi cambiamenti, ma forse qualche entrata in più che vi farà sentire senz'altro più appagati. Bene, così abbiamo terminato anche per questa settimana l'oroscopo che va dal 1 marzo al 7 di marzo 2021. Quindi per tutti voi che desiderate parlare con il sottoscritto per una consulenza in privato, qui trovate il mio numero, come vedete in sopra impresso. Va bene? Io vi saluto e come al solito vi dico che le stelle siano sempre con voi e a risentirci per il prossimo nuovo oroscopo. Io vi saluto e come al solito vi dico che le stelle siano sempre con voi e a risentirci per il prossimo nuovo oroscopo.